Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'edizione della nostra rassegna stampa. Inizio di settimana, oggi lunedì 26 gennaio, pronti a sfogliare quotidiani nazionali e regionali, insomma, per leggere, approfondire le notizie delle ultime ore. Su tutte ovviamente la questione Minneapolis, l'ICE, la polizia che spara, ucciso un altro uomo negli Stati Uniti. Adesso l'America si interroga, addirittura è intervenuto l'ex presidente Obama che parla di valori della democrazia americana messi in discussione. E poi in Sicilia una frana che diciamo, ha sconquassato, è proprio il caso di dirlo, il territorio di Niscemi, addirittura un avvallamento di 7 metri, quindi c'è paura, evacuate centinaia di persone, centinaia di famiglie. Vedremo con gli aggiornamenti che cosa ci dicono i giornali. Allora partiamo dalla lettura dei quotidiani nazionali. Nella prima parte cominciamo col Corriere della Sera, il titolo di apertura è la violenza scuote l'America. Minneapolis, i testimoni, la vittima non impugnava le armi, impugnava solo un telefonino. Obama, i nostri valori a rischio, vedete le parole dell'ex presidente degli Stati Uniti, proteste nella città dopo la morte di Alex Pretty, i media, c'è un clima di guerra civile, quindi si risveglia un po' la coscienza americana, dubbi anche sull'utilizzo di questa polizia e sulle diciamo, le dinamiche che hanno portato alla morte di questo ragazzo. Anche da parte dello stesso partito che ha eletto e ha scelto il presidente Donald Trump. La vignetta di Giannelli oggi sul Corriere è diciamo, amara, ovviamente come è spesso la satira, ma anche esaustiva. Guardate, ma il telefonino era carico, dice il presidente Donald Trump parlando all'America. Insomma, chi era questo ragazzo? Era un infermiere, l'infermiere dei veterani. I genitori su di lui dicono sono state dette bugie nauseanti. Alex era un bravo uomo, dicono i genitori, contro di lui bugie disgustose fatte in modo che il mondo sappia la verità. Abbiamo il cuore spezzato, ma siamo anche molto arrabbiati. Lui voleva fare la differenza in questo mondo, il suo ultimo pensiero è stato di proteggere una donna. E poi la ricostruzione, insomma, mette in fila le immagini, i fotogrammi di questo incidente ripreso da altri, anzi di questo omicidio ripreso da altri telefonini. Addirittura l'ICE ha minacciato una truppa della RAI, quindi diciamo, non si ferma davanti a niente e nessuno questa polizia federale. Poi sempre in pagina la politica, scintille Salvini-Tajani, mentre Forza Italia corteggia addirittura Calenda che potrebbe aggregarsi al partito che fu di Silvio Berlusconi. E lo sport in prima pagina anche sul Corriere, ieri 2 partite di cartello, Juventus-Napoli finita 3-0 per i bianconeri e poi in serata Roma-Milan con il risultato di 1-1. Diavolo raggiunto su rigore, quindi in vantaggio il Milan, poi pareggia la Roma, pari a Roma, il Milan rallenta. E questo è il Corriere della Sera, vediamo diciamo, complessivamente la prima pagina. Andiamo invece sulla Repubblica, eccolo qua, i valori degli Stati Uniti sotto attacco. Queste sono le parole di Obama, rivolta Dem dopo l'omicidio di Minneapolis. Obama, campanello d'allarme per gli americani, smentite le ricostruzioni dell'ICE nei video, la verità sulla morte di Alex Pretty, che era disarmato, aveva in mano solo un telefonino, il cellulare contro i soprusi, la riflessione, un'arma a doppio taglio e di l'estrema difesa contro il sopruso e causa un'offesa ancora più violenta. Chi lo impugna può essere attaccato e perfino ammazzato, chi lo impugna può mostrare, per chi vuole vedere e sapere, come qualcun altro è stato attaccato e persino ammazzato. E questa è la riflessione sui cellulari. Poi vedete la politica, Salvini avverte Vannacci, Forza Italia, Calenda, prove di intesa, l'abbiamo visto, e poi stragi di migranti nel Mediterraneo, sono 380 dispersi per il ciclone Harry. C'è un po' un racconto, insomma, di quanti barchini sono partiti dall'Africa per raggiungere le coste dell'Italia, in questo caso dell'Occidente. Questa è la prima pagina di Repubblica, stessa apertura da parte della Stampa. Obama, attacco ai valori degli Stati Uniti, veterinario ucciso, i video smentiscono le bugie del capo dell'ICE, la pistola in tasca, il telefono in mano, una straziante tragedia
che deve suonare come un campanello d'allarme per gli americani sul fatto che i nostri valori fondamentali come nazione sono sotto attacco. Il giudizio di Barack Obama su quello che è accaduto in Minnesota. Intanto i video smentiscono quanto affermato dall'ICE sul veterinario ucciso mentre contrastava un'operazione anti-immigrazione condannata anche da molti repubblicani. Quindi l'America, in questo caso dice Alan Friedman, è a pezzi, l'America appunto vista dal Minnesota. Il commento sulla Stampa. Vediamo queste fasi degli attacchi, lo scorriamo dalle pagine, lo prendiamo in questo caso da Repubblica. Guardate come i fotogrammi insomma, sono davvero chiari. Questa è la vittima, Alex Pretti, 37enne ucciso, lavorava in un pronto soccorso in un centro di cura di veterani americani. Eccolo qua, questo è il suo volto. Qui le fasi, diciamo, la timeline, come dice Repubblica, dell'aggressione e della morte. Guardate, questo è il volontario che filma la scena, quindi un agente dell'immigrazione contro 2 civili. Che cosa succede? Lui ha in mano un telefonino, lo si vede in questo riquadro che sottolineiamo anche noi. Questo è l'agente che lancia lo spray a peperoncino contro il gruppo, e qui una donna che diciamo, viene difesa da Alex Pretti. Lui continua a stringere in mano il telefonino e continua a filmare gli agenti, poi viene aggredito, cade a terra, viene trattenuto da diversi agenti. Il primo sparo quindi da parte di un agente con il cappotto grigio, eccolo qua, qui vedete la pistola della colluttazione, e qui poi il malcapitato che giace a terra appunto morto dopo i colpi sparati appunto dagli agenti dell'ICE. Davvero terribile questa tragedia. Ritorniamo sui quotidiani per vedere le altre prime pagine. Andiamo sul Messaggero. Il Messaggero apre invece con il Messaggero Quotidiano di Roma, lo ricordiamo, non è banale in questo caso perché apre con la tragedia di Anguillara. Il manager, diciamo l'imprenditore che ha ucciso la moglie, Claudio Carlo Magno, che ha ucciso la moglie Federica Torzullo, si sono uccisi, suicidati i genitori di Carlo Magno, quindi l'ultima lettera prima di impiccarsi, i genitori del killer parlano di gogna insopportabile. La procura ipotizza l'istigazione al suicidio, il figlio in cella minaccia di uccidersi e viene sorvegliato a vista. Davvero una tragedia da ogni punto di vista, quello che è successo ad Anguillara appunto alle porte di Roma. E poi Mercosur, dopo il Mercosur l'Europa punta sull'India. Domani a Delhi l'intesa sulle 2 economie che valgono circa il 25% del PIL globale, giù i dazi su auto, vino e olio. Insomma, dovrebbe esserci un'invasione di prodotti appunto che arrivano da quella parte dell'Asia, dall'India. Altre violenze, altre notizie ovviamente che riguardano la violenza ICE trova spazio in prima pagina. Insieme allo sport andiamo sui quotidiani, diciamo, di natura un po' più politica. Il Giornale apre con il ritorno di Fini, Meloni leader, l'intervista al Giornale 16 anni dopo diciamo, i guai della casa di Monte Carlo. Meloni leader dell'Unione Europea tiene testa a Trump, la giustizia è l'ora del sì, l'ex capo della destra, inchiesta sulla casa comprensibile ma troppo tempo per la sentenza. Quindi Fini continua a parlare dopo Atreju. Salvini invece ricompatta i suoi, ora sicurezza e pace, Vannacci lo vedrò. Questo è il Giornale. Andiamo al Libero. Disordini americani e sciacalli italiani, il PD si attacca al Minnesota, l'internazionale della ZTL, i big del partito di Schlein usano il caso Minneapolis contro la Meloni, deve esprimere ferma condanna nei confronti di Trump. Questa è la scelta di apertura di Libero, mentre vediamo il Fatto Quotidiano, Tajani confessa, levare la polizia giudiziaria PM per controllarli, la modifica delle carriere del CSM non basta, la vera riforma appunto secondo quanto trapela, diciamo, dalle notizie in mano al Fatto Quotidiano, sarebbe, diciamo, questo retropensiero di Tajani che avrebbe confessato, quindi levare la polizia giudiziaria e PM per controllarli. Ancora vediamo l'ultima prima pagina prima di andare in pausa, scegliamo il Sole 24 Ore, eccolo qua,
che apre nella sua apertura, diciamo, del lunedì, sui mutui casa sull'acquisto pesano maxirate e tassi più alti. Il rincaro degli immobili gonfia il valore medio del prestito, poco sostenibile anche per i salari quasi fermi. L'interesse fisso, quindi i mutui a tasso fisso, nel 2026 arriveranno al 4%, quindi risalgono i mutui, vuol dire che insomma in qualche modo ci saranno dei rincari per gli italiani che faranno ricorso appunto al prestito e al mutuo. Ci fermiamo, una piccola pausa, poi subito dopo riprenderemo la rassegna stampa con i quotidiani regionali. Rientriamo nella seconda parte della nostra rassegna stampa, in diretta andiamo a sfogliare i quotidiani regionali per leggere gli approfondimenti delle ultime 24 ore. La frana di Niscemi è in apertura ovviamente sul quotidiano La Sicilia. Un'altra ferita, titola il giornale, per una vicenda insomma, che ha avuto i suoi sviluppi proprio nel pomeriggio di ieri, uno smottamento, visto un abbassamento di una parte di porzione del territorio di Niscemi di diversi metri, una frana che ha costretto all'evacuazione di oltre 500 persone, centinaia di famiglie, e poi ieri sempre per il maltempo, non sappiamo se questa frana è legata al maltempo o al dissesto idrogeologico. La Russa ieri è venuta in Sicilia insieme a tanti altri politici nella giornata di ieri, dall'altro ieri, insomma proprio di queste ore si susseguono i sopralluoghi proprio nelle zone colpite dal ciclone Harry. Quindi ieri c'è stato il Presidente del Senato Ignazio La Russa che ha detto, guardate, i media nazionali sono stati poco attenti ai danni causati dal ciclone Harry, quindi insomma cercheremo di rimediare, ha detto, sarà lui stesso a farsi portavoce di questa tragedia in ambito nazionale. Poi oggi arriverà in Consiglio dei Ministri la delibera sullo stato di emergenza, vedremo chi sarà il commissario nominato poi insomma per l'emergenza, che diventa un'emergenza nazionale. Sull'America, agenti violenti, boomerang per Trump, giù nei sondaggi, bufera sull'ICE, questa polizia federale, non era armato l'uomo ucciso, shock negli Stati Uniti. Poi referendum sulla giustizia, magistrati in chiesa a San Gregorio per spiegare il no, e quindi parte invece il processo, che è un altro tipo di processo, al prete che ha ospitato questo appuntamento. Su Dell'Utri, la sua presenza all'evento di Fratelli d'Italia per il sì, ma che era mio fratello, dice proprio Marcello Dell'Utri. Odio social e vergogna dietro la coppia suicida ad Anguillara, notizie che abbiamo visto anche sui quotidiani nazionali. Poi il calcio, Catania mostra i muscoli, i rossazzurri battono 2-0 il Cosenza, tornano in vetta alla classifica con la spinta dei 18.000 tifosi del Massimino, che ancora una volta si conferma un fortino, comincia a inanellare record anche europei, l'imbattibilità del Catania tra le mura amiche appunto dello stadio Massimino. Questa è la prima pagina, dicevo, della Sicilia, faccio vedere anche la testata. Entriamo dentro, vediamo la questione della frana di Niscemi, che è molto interessante, tra l'altro anche un po' angosciante questa notizia, soprattutto per chi vive in quei territori. La lenta frana di Niscemi, già oltre 500 gli sfollati, a rischio e isolamento il paese. Un fragore, poi il terrore, danni pesanti, le strade provinciali 12 e 10 chiuse, l'incubo del precedente nel 1997, sono intervenuti Musumeci e Schifani che chiedono subito interventi. E cosa è successo? Ieri pomeriggio l'impressionante smottamento dell'intero piazzale Sante Croci ha provocato un dislivello di circa 7 metri sotto gli occhi inorriditi dei residenti nelle strade vicine e quelli del sindaco Massimiliano Conti, di alcuni assessori e diversi poliziotti del commissariato che avevano appena raggiunto la zona, già resa fantasma dalla terribile frana del 1997. Quello di ieri è il terzo dissesto idrogeologico di vastissime proporzioni che si verifica nell'arco di 29 anni sul pendio collinare di Niscemi, il secondo evento calamitoso sulla fascia collinare sud che, dopo la frana del 97, ieri ha dato il definitivo colpo di grazia a ciò che di spettrale era rimasto nel quartiere Sante Croci. È veramente impressionante questo dislivello, guardate qua, ve lo sottolineiamo anche con la nostra matita rossa, un dislivello di 7 metri che praticamente ha buttato giù una porzione di strada. Adesso quella
porzione di territorio invece resta isolata. Questo è Niscemi. Qua anche un approfondimento su Lampedusa e Linosa, le isole pelagee martoriate con i collegamenti fuori uso a causa invece questa volta del ciclone Harry. Ritorniamo sul Giornale e vediamo la prima pagina di Catania, non solo mare, rischi anche dai fiumi, per quel che riguarda appunto la prevenzione che diciamo, si è accesa dopo il maltempo e dopo il ciclone Harry. Nel territorio comunale sono decine i corsi d'acqua da monitorare con costanza, c'è il Simeto ma anche tanti altri torrenti più conosciuti che possono causare danni rilevanti. Le esondazioni appunto potrebbero causare allagamenti in zone nevralgiche della città. E poi che fa una prima conta dei danni, il sindaco di Catania dice i danni superano i 120 milioni. C'è anche una notizia che riguarda la cronaca, ottantenne rapinata sotto casa, filmati al setaccio, poi tante notizie che vengono raggruppate da questo lato, insomma di spalla, che riguardano la provincia di Catania. Andiamo invece su Siracusa perché ieri c'è stato l'ennesimo assalto al bancomat, questa volta fallito però perché i malviventi sono stati messi la fuga dagli avventori di un pub che era vicino appunto all'istituto di credito. Il sindaco della zona dice, il sindaco del paese di Sortino, al quale è stato tentato il colpo, il futuro bancomat, dice guardate che la zona montana è in questo momento isolata, non resta isolata, e ha ricordato anche gli altri colpi ai bancomat della zona, quello di Buccheri in precedenza e quello di Palazzolo a Creide. Questo per quanto riguarda gli assalti a Siracusa. Andiamo a vedere il Giornale Sicilia, nella prima pagina, grido di allarme dei sindaci, primi interventi di ricostruzione dopo il ciclone Harry, appello per le risorse, la frana di Niscemi trova spazio ovviamente anche in prima pagina, mentre Schifani si prepara a istituire la task force per le opere post-ciclone, i sindaci dei comuni colpiti da Harry rispondono presenti al doppio input del governatore, da una parte rivedere i piani di tutela delle coste e dall'altro fare sistema con la regione e l'esecutivo nazionale per aumentare il ritmo degli interventi. I sindaci, sottolinea Lanci, stanno già lavorando sulla messa in sicurezza e sui cantieri. Per una vera ricostruzione servono risorse straordinarie, norme adeguate e procedure rapide. Oggi, lo abbiamo ricordato, ci sarà il Consiglio dei Ministri che oltre a nominarlo commissario per la ricostruzione proclamerà lo stato di calamità nazionale stanziando le prime somme, quindi vedremo cosa succederà a Roma e poi di riflesso a Palermo. Restiamo sulla prima pagina del Giornale Sicilia del lunedì, di spalla troviamo una notizia che riguarda la sanità siciliana, dopo la polemica, la Corte dei Conti, l'intervento della Corte dei Conti sulle visite eccessive in intramedia da parte dei medici ospedalieri, stretta sulle visite private, nuove regole in Sicilia, mai più l'intramenia durante l'orario di lavoro, l'attività libero professionale non potrà superare né i volumi né l'impegno dell'orario del servizio pubblico e dovrà essere sempre svolta fuori dall'orario di lavoro, e questo è uno dei cardini del decreto con cui il governo regionale prova a rimettere in ordine nell'intramenia dei medici siciliani, appunto dopo la bacchettata della Corte dei Conti. Questo per quanto riguarda la sanità, e restiamo sempre nella prima pagina del Giornale Sicilia. E poi troviamo lo sport, la bufera per l'utilizzo dell'AIS negli Stati Uniti e altre notizie che riguardano appunto diciamo, cronaca nazionale e internazionale nella prima pagina del Giornale di Sicilia di oggi. Andiamo sulla Gazzetta del Sud a chiudere. Il ciclone Harry, il governo decide le misure, oggi il CDM nominerà Schifani commissario per la Sicilia, ieri la Russa in visita nel Messinese. E vi facciamo vedere anche questa notizia che troviamo a centropagina con una foto che diciamo, riguarda l'ennesima tragedia nel Mediterraneo. Qui stiamo parlando di migrazione e migranti. Naufraga una barca con 50 migranti, tutti morti, c'è solo un sopravvissuto, quindi scia di sangue che continua nel Mediterraneo, accentuata anche dal ciclone Harry, come diciamo, evidenzia questo articolo su Repubblica. Strage di migranti, 50 morti con il ciclone Harry, 380 i dispersi. Pensate che numeri da tragedia
Almeno 8 barche partite dalla Tunisia è mai arrivato, il racconto dell'unico superstite, inutili le ricerche nel Mediterraneo, qui i numeri messi in fila diciamo per evidenziare il fenomeno delle migrazioni che non si ferma neanche davanti al maltempo, come in questo caso il ciclone Harry, che ha causato 380 dispersi, numeri veramente da paura. Chiudiamo con il calcio, con il Catania che vince 2-0, vediamo un po' di reazioni. Toscano stavolta si sbilancia, una prestazione perfetta, dice il tecnico, siamo abituati alle pressioni, il turnover è frutto del lavoro che il gruppo sostiene in settimana. Di Tacchio, quindi rientra nei singoli casi, ha subito una botta alle costole, a giorni sapremo quando ritornerà. Poi parlano anche i calciatori, eccolo qua Miceli all'esordio, emozioni e Dedi che torna a casa, papà sarebbe felice. C'è anche, e lo mette in pagina la foto che forse si vede un po' sgranata, però insomma lo stadio, ieri è stato devoluto l'incasso dello stadio alle popolazioni colpite dal ciclone Harry, quindi che hanno subito danni. Il presidente Pelligra ha messo a disposizione appunto l'incasso della giornata, quindi dagli spalti si alzano striscioni di solidarietà per le comunità colpite. Tutto questo è il racconto della partita, su più pagine ovviamente, che fa il quotidiano La Sicilia. Noi chiudiamo la nostra rassegna stampa di oggi con questa notizia, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon inizio di settimana a tutti, un buon proseguimento di giornata.